Ciao a tutti e benvenuti in questo video corso sulla difesa est indiana. In questo video parleremo della possibilità di affrontare le linee principali attraverso l'est indiana e parleremo di quali sono gli approcci da prendere per appunto avere un ottimo gioco con il nero. Cominciamo con l'introduzione quindi alla difesa est indiana. Le mosse più comuni della difesa est indiana sono appunto D4 cavallo F6, C4 G6, quindi il nero fianchetta il suo alfiere, e il modo più diretto per il bianco di affrontare l'est indiana è conquistare il centro giocando cavallo C3 per G7 e seguire con la mossa E4. Su E4 normalmente il nero gioca D6 e ha tutti questi piani legati appunto alle spinte C5 oppure alle spinte E5. Quindi dipende moltissimo da quello che farà il bianco dalla parte sua. Cerchiamo di capire cosa vuole fare il nero attraverso queste prime mosse. Quindi dal punto di vista dei principi generali, il nero in realtà ha risolto quasi tutti i suoi problemi, nel senso che da un lato ha sviluppato tutti i pezzi sul lato di re e si preparerà ad arroccare. Quindi supponiamo una mossa normale come cavallo F3, arrocco corto. Quindi ha sviluppato i suoi pezzi e ha messo a posto il re. L'unico suo problema è che non sta combattendo per il centro. Come sappiamo, il centro e lottare per il centro è uno dei principi generali molto importanti. Di conseguenza, l'idea del nero è, dopo aver risolto i suoi problemi di sviluppo, cercare di combattere per il centro. E ripeto, a seconda di quello che fa il bianco, il nero si adeguerà per combattere per il centro attraverso le mosse E5 oppure attraverso le mosse C5. Quindi in questo videocorso affronteremo le linee principali dove il bianco appunto prenderà spazio giocando cavallo C3 e D4, ma ci sono anche altri modi per il bianco di sviluppare i suoi pezzi, che però non sono critici e di conseguenza non ci interessano in questo videocorso. Vediamo un po' i vantaggi del giocare con il nero in questo modo. I vantaggi sono sicuramente la facilità di gioco, quindi il nero sviluppa i suoi pezzi e non gli interessa nelle prime mosse quello che fa il bianco perché comunque riuscirà appunto a sviluppare i suoi due pezzi sul lato di re e ad arroccare. Quindi è molto facile da giocare per il nero, non c'è bisogno di ricordare troppo perché è la nostra idea. Inoltre è un'apertura comunque posizionalmente sana, nel senso che stiamo sviluppando i nostri pezzi. Quindi consiglio di giocare questa apertura a persone che vogliono comunque concentrarsi più di tanto sul medio gioco e sul appunto sviluppare poi tutti i principi che andremo a vedere negli altri video. Da parte mia ho giocato l'est indiana da subito, è stata la mia prima apertura con il nero e l'idea era più che altro copiare, tra virgolette, alcuni giocatori molto forti che all'epoca giocavano l'est indiana e che facevano da esempio. Devo dire che negli ultimi anni però l'est indiana è cambiata come approccio e non è un'apertura dove il nero, diciamo, cerca di giocare il tutto per tutto, ma è stato dimostrato in diverse varianti che è un'apertura che è valida anche dal punto di vista posizionale, perché comunque il bianco sì prende il centro con questi tre pedoni, ma dovrà fare in tempo a sostenere questo centro. Quindi anche qui voglio sottolineare la parola combattere per il centro e controllare il centro. Non è necessario occuparlo fisicamente come fa il bianco, se poi non si è in grado di sostenere questo centro. Di conseguenza il bianco dovrà dimostrare di poterlo fare e il nero invece combatterà. Un altro fattore positivo della difesa est indiana è il fatto che si forma subito uno squilibrio, quindi non è una delle aperture noiose dove il nero cerca di semplicemente pareggiare il gioco, ma essendoci già uno squilibrio,
stiamo già giocando per qualcosa di importante, perché se riusciremo a combattere per il centro e riuscire a mettere in pratica una delle nostre due spinte e poi eventualmente a distruggere questo centro, il nostro alfiere in G7 potrà diventare molto forte e anche gli altri pezzi potranno sfruttare le varie debolezze che il bianco avrà nel suo campo. Possiamo notare per esempio che il pedone in D4 è un pedone potenzialmente debole. Cosa significa pedone debole? Significa che non è in grado di essere sostenuto da un altro pedone, dato che il bianco ha già spinto i pedoni accanto al pedone D, il pedone E4 appunto, e il pedone C4, e questo pedone D4 avrà bisogno di sostegno dei suoi pezzi. Un'altra questione è se il bianco riuscirà o meno a fare questo, riuscirà a portare a termine questo compito. Per cui la difesa est-indiana è consigliabile a tutti i giocatori che hanno appena iniziato a giocare e vogliono appunto avere un'apertura semplice da poter utilizzare contro tutti quanti, perché il bianco nel momento in cui decide di accettare questa sfida, conquistando il centro, si prende una bella responsabilità. E quindi questa è la filosofia dietro alla difesa est-indiana. In questo videocorso vedremo l'est-indiana in una chiave leggermente diversa dalle solite, e per le solite intendo le famose partite dove c'è una specie di corsa del gioco del nero sul lato di re e del gioco del bianco sul lato di donna invece. Quindi faccio una breve presentazione delle linee che andremo a vedere, perché andremo a vedere specificatamente le varie linee del bianco per capire quali possono essere le idee. E generalmente qui dopo una mossa alfiere E2 il nero prosegue con E5, arrocco corto, e la mossa principale è stata per tantissimo tempo la mossa cavallo C6, che permette di giocare al bianco D5 con tempo, attaccando il cavallo, e noi a questo punto spostiamo il cavallo in E7, ecco. In questo scenario vediamo già la contrapposizione dei due piani, nel senso che il nero, avendo la struttura D6 e 5, probabilmente costruirà il suo gioco sul lato di re, quindi sposterà il cavallo da qualche parte verso D7 e poi si metterà a spingere i pedoni F5, F4, G5 e così via. Mentre il bianco dall'altra parte cercherà di portare a termine la spinta C5 e di attaccare i vari punti D6 oppure anche eventualmente il punto C7, avendo vantaggio sul lato di donna. Quindi queste sono considerate le linee classiche dell'est-indiana e in questo videocorso cambieremo approccio, quindi non giocheremo o comunque non sarà il nostro focus principale giocare queste linee chiuse, anche se comunque ci capiterà di doverci entrare, però ci entreremo in una situazione più favorevole. Per esempio qui, dopo E5, che sarà la nostra mossa, se il bianco fa D5, non abbiamo molto da fare, siamo costretti a giocare questa struttura, ma siamo più liberi di decidere come sviluppare i nostri pezzi, visto che il nostro cavallo non è attaccato e possiamo svilupparlo in D7 oppure in A6. Di conseguenza, in questo videocorso ci concentriamo piuttosto su linee più aggressive, più aperte, che rendono anche il nostro gioco più facile, più diretto, perché se abbiamo una posizione più aperta, abbiamo degli obiettivi d'attacco, abbiamo qualcosa da attaccare e delle spinte di rottura da provare a mettere in pratica. E questa sarà un po' l'idea di questo videocorso, anche se chiaramente, ripeto, dipende moltissimo da quello che fa il bianco. Quindi questa è l'introduzione e cominceremo subito con il prossimo capitolo.